Settima corsa dall'Arcoveggio, confronto riservato agli allievi, 1 miglio per 7, 1 Polpettine, 2 Sognatore Adri, 3 Valente SF, 4 Sissi Matley, 5 Vasco Cup, 6 Tomos Daghi, seconda linea, 7 A per FKS, favori per Valente SF, numero 3, macchina che accelera. Partiti in questo momento, veloce Valente SF che conquista il comando nei confronti di Polpettine, al largo rimane invece Sognatore Adri. Sulla piegata, Polpettine serra sotto, Sognatore all'esterno e Valente SF può completare la curva ai primi 200 in 15 secchi. Più indietro gli altri cappeggiati da per FKS. Intanto Sognatore Adri va sul leader Valente SF, l'impegna dopo 300 metri di gara. Numero 6 Tomos Daghi squalificato. Ne scaturisce un quarto in 29,4, insiste ancora Sognatore Adri. È stata la squalifica per Tomos Daghi, intanto i 600 molto violenti, completati da Valente SF in 44,3. Sognatore Adri, a questo punto si può sistemare in scia probabilmente, ma non vi riesce. E così gli 800 scorrono in 58,7, natura decisamente sostenutissima per la categoria. Polpettine e Sognatore Adri, poi A per FKS, chilometro in 1,13,8 per Valente SF che ha preso vantaggio, ovviamente ha dovuto spendere molto per il primo chilometro e ora c'è la mossa di A per FKS dalla quarta posizione che cerca di riguadagnare terreno al paletto dei 400 finali, la frazione è ancora in 15,3, avanza però A per raggiungere Sognatore Adri, avvicina Polpettine, intanto Valente SF in fuga, completamento della curva conclusiva, ingresso in retta d'arrivo con Valente SF che ha ancora buon margine di vantaggio su A per FKS, unico inseguitore reale, ma Valente SF dimostra la propria caratura, la propria qualità e vince nettamente. Secondo posto per FKS, al terzo ancora Sognatore Adri che corre veramente alla grande. 1,15,5 il ragguaglio conclusivo. Valente SF, Lucarei da favoriti. 2,09 la quota al totalizzatore. Assegno quindi il favorito, Holger Elert ancora in evidenza.